e buon martedì 15 luglio 2014 da Andrea Ancona, dagli studi di Radio Padania Libera per la rassegna stampa. Cominciamo come al solito con la Padania, che titola "Poveri ma belli, il governo più giovane e più carino della storia repubblicana infila un record negativo dopo l'altro. A maggio sale ancora il debito pubblico, 2166 miliardi, mentre per l'Istat una famiglia su 10 è in povertà assoluta". Questo è il regalo del governo Renzi. E poi contratti Expo, Maroni indagato, sono sereno, Salvini dice battaglie Lega danno fastidio. Immigrazione, caos profughi a Milano, commercianti e cittadini organizzano le ronde, articolo di Igor Iezzi. E poi Balzelli in quota, Renzi in bolletta, si inventa la tassa sul soccorso alpino. Balzelli in corso vuol dire in quota, vuol dire in quota, in alta quota in montagna in sostanza. E poi seconda pagina, Italia sempre più a fondo, una famiglia su 10 sotto la soglia di povertà. Sentenza dell'Istat, il 16,6% della popolazione ha una disponibilità di spesa inferiore alla media. Tenendo in considerazione anche i nuovi nuclei vicini alle soglie di povertà, la conclusione è circa una famiglia su 5 è povera o quasi. E c'è questo articolo di Luca Tavecchio che ovviamente non fa piacere a nessuno, ma è bene anche capire, conoscere un po' i numeri per capire la situazione del paese, al di là di quello che viviamo quotidianamente. E poi di Paolo Brera, debito alle stelle, PIL stagnante, la realtà demolisce le favole di Renzi. A maggio il buco nei conti pubblici è cresciuto di 20 miliardi rispetto al mese precedente, benché smentita più volte, la manovra correttiva è sempre più probabile. Giù anche la produzione industriale, a maggio meno 1,2%. Il paese non è nelle condizioni di prendere alcunché dall'Europa, tantomeno flessibilità sui parametri. Questo è un altro quadro molto inquietante della situazione, perché un PIL che va al meno 1,2% è un indicatore molto ma molto negativo. E Renzi tassa i volontari del soccorso alpino, Zaia dice che vergogna, un'imposta di bollo di 32 euro dovrà essere versata ogni volta che si richiede il rimborso per una giornata di lavoro dedicata a una richiesta d'aiuto. Il presidente Pier Giorgio Baldracco, un insulto alla nostra dignità di soccorritore, e il commento giusto e legittimo del presidente del soccorso alpino. E poi come abbiamo detto alla prima pagina, avviso di garanzia a Maroni per 2 collaboratori di Expo, sono sereno ma sorpreso, la procura di Bussarsizio indaga su indebite pressioni per contratti a tempo determinato. I rapporti di lavoro contestati non stipulati dalla regione risalgono a 10 giorni fa. Il governatore tutto regolare, trasparente e legittimo. E poi il commento di Salvini, che a me personalmente sembra molto appropriato. Salvini dice: è il segno che diamo fastidio, piena fiducia di assessori e maggioranza. E andiamo avanti ancora con la Padania. Immigrati, un costo anche per i pidini, lo dice Pagnoncelli. E domenica un editoriale di Pane Bianco sul Corriere ha sottolineato come il governo italiano sull'immigrazione non faccia per nulla l'interesse del paese. Finalmente se ne accorgono anche Pidini e Pagnoncelli, che è il sondaggista che ha pubblicato il sondaggio sul Corriere della Sera di ieri. I irregolari respinti al Brennero, fugati, Renzi faccia lo stesso. Altri 1080 clandestini raccolti domenica, oggi previsto l'arrivo nelle coste ovviamente siciliane. Tensione alta e manifestazioni opposte a Castelvolturno dopo la rivolta. Domenica sera Fricagno ha messo un quartiere a ferro e fuoco. Queste sono le risorse che arrivano dai paesi, i cosiddetti rifugiati politici, che
hanno tutta l'area di essere invece dei clandestini. Milano si ribella, disastro Pisapia, tornano le ronde, sono delle ronde diciamo così spontanee nel quartiere di Porta Venezia, dove ormai da mesi c'è un degrado totale, complice l'arrivo di cosiddetti rifugiati politici eritrei piuttosto che siriani, ma lì c'è da dire che già in Porta Venezia da decenni c'è il degrado. Personalmente, come presidente della Commissione Sicurezza della Zona 3, avevo smorzato un po' con le forze dell'ordine, ovviamente, eccetera, questo degrado, ma tornata l'amministrazione Pisapia ha cancellato quanto di buono avevamo fatto. Comunque l'amministrazione ha aperto le porte ai sedicenti profughi provenienti da Siria e dall'Eritrea, ne sono transitati oltre 14.500, tanti bivaccano e fanno di tutto per strada. È un interessante quadro della situazione fatto da Igor Iezzi. E andiamo avanti, l'ultima stoccata UE all'Italia, avvelenata l'acqua del Lazio. Dopo un anno di deroga trascorso invano, la Commissione europea apre una procedura di infrazione per la contaminazione da arsenico e fluoro. E poi ancora riforme, senza vero cambiamento non c'è il sostegno della Lega. Salvini dice: se ci convinciamo che come sembra, così come sono queste riforme possono forse fare il gioco di Renzi, ma non aiutare il nord delle famiglie, a noi non interessano e non le votiamo. È iniziato ieri, in effetti, il lungo dibattito in aula, tutti i rappresentanti del Carroccio sono iscritti a parlare, i tempi si allungano, prima di giovedì prossimo non inizieranno i voti. E ancora altra fotografia della situazione del mondo del lavoro e del mondo della famiglia, uniti nella buona e nella cattiva sorte. La coppia regge la crisi anche nel lavoro. Sono 930.000 i matrimoni di imprese in Italia che hanno scelto di condividere, ovvero coppie che hanno scelto di condividere un progetto non solo nella vita privata, ma anche in quella professionale. Per il 92,3% dei lombardi le difficoltà economiche di questi anni non hanno influito sui rapporti familiari, anzi il 3,5% li ha rafforzati. E questo altro quadro della situazione è fatto da Elisabetta Colombo. E poi ancora abusivi in strada, in spiaggia, lo Stato si svegli e fermi l'illegalità. La rabbia di Zaia ormai è una vera e propria invasione, il governo non può lasciare solo i comuni, l'intero settore del turismo è in grave pericolo. E anche dalla Lega Ligure ordine del giorno contro il fenomeno dell'abusivismo, dell'illegalità sulle spiagge. E poi Israele non si ferma, oggi ci prova Kerry, il segretario di Stato americano al Cairo, per colloqui con il ministro degli esteri egiziani Sameh Shukr, per tentare una mediazione. E lasciamo la Padania per andare a vedere i titoli e gli argomenti che porta in prima pagina il Corriere della Sera. E non anacquate le regole, la linea di Draghi, le riforme contano più della flessibilità. Il presidente della BCE, euro troppo forte, la mia uscita? Voci infondate, cresce il debito italiano, altra cattiva notizia. E poi per consolarci c'è Nibali che vince, torna in maglia gialla nel Tour de France. Chissà che un italiano non vinca il Tour de France e così ci dimentichiamo un po' i problemi reali della vita di tutti i giorni. Israele e Gaza invece, per quanto riguarda purtroppo il conflitto israelo-palestinese, pressione degli USA, l'Egitto propone un cessate il fuoco. E poi in più piccolo Senato e Italicum, Renzi scrive ai 5 Stelle, incontriamoci. La Concordia, la nave crociera, ora galleggia, prima 30 metri e pronta al viaggio. Questa è la prima pagina del Corriere, quindi la notizia più interessante per il Corriere è la flessibilità chiesta dal governo italiano e
l'opinione di Draghi. In effetti in seconda pagina Draghi dice riforme, non più flessibilità, la ripresa è ancora moderata. Il presidente della BCE sottolinea che l'euro forte è un rischio sulla crescita, resto a Francoforte, le voci di uscita da parte interessate dicono che lui dovrebbe dimettersi o si starebbe per dimettere dalla Banca Centrale Europea. I prestiti alle banche, le richieste alla politica, perché la Banca Centrale chiede interventi su tasse e semplificazione. E poi sembra una pagina economica, qua sempre in terza pagina, pagamento alle imprese BOT, debito pubblico al nuovo record, e questo non ci consola, ma ci dispiace per le ricadute che poi questi parametri hanno sulla vita quotidiana. In un mese è cresciuto di 20 miliardi, e si tratta ovviamente di debito pubblico. Nei primi 5 mesi le entrate sono salite del 1,6%, quindi c'è un debito pubblico cresciuto di 20 miliardi e le entrate sono salite di sole 1,6%. Io dico sole, poi magari sbaglio io, magari è tanto, non lo so, non me ne intendo, quindi non mi addentro in queste cose. E poi privatizzazione, l'obiettivo sarebbe destinarli ad uso alberghiere. Il caso di Forte Pianelloni di Lerici in provincia di La Spezia. Lo Stato ci riprova, mette in vendita palazzi ed ex conventi. Il demanio cede all'ASA 15 beni immobiliari per 11 milioni. Il ruolo della Cassa Depositi. E poi l'Europa, le nomine, quel che interessa a certe persone, ma francamente a noi non interessa molto. Comunque leggiamo le notizie per quello che sono. Europa, arriva il giorno di Juncker, primo scoglio, il caso Mogherini. L'agenda, flessibilità, reti energetiche, strappo britannico, ma la composizione della squadra rimane un vero rebus, e anche qua si tratta di salvare delle poltrone o di accaparrarsi delle poltrone da parte di Renzi. Lampi di guerra tra Russia e Ucraina, abbattuto un aereo, Kiev accusa Mosca, missile contro jet. E poi dai Baltici, non guardate solo ai vostri interessi economici, contro la strategia di occupazione russa serve una visione alternativa e forte. L'ambasciatore lettone dice: non discutiamo le capacità del vostro ministro, ma servono personalità capaci di difendere i valori. E andiamo avanti sempre col Corriere. La politica interna, la lettera di Renzi ai 5 Stelle, tutte le riforme entro il 2015, e apre su premio e immunità, premio di maggioranza ovviamente. Italicum quest'anno, poi Senato e referendum. Ieri debutto in aula con centinaia di emendamenti. E invece Renzi è molto, ma molto sereno. Il capo del governo, convinto che i dissidenti non siano tanti, l'incognita dei rallentamenti. Comunque Renzi dice: manderemo la palla in buca, la sfida del premier ai frenatori. E la fronda e l'attacco impossibile, sempre per quanto riguarda la legge elettorale sul Senato. Kitty, le battaglie si combattono perché giuste, anche quando si rischia di perderle. E poi c'è la mappa dei senatori attualmente in carica, con chi è d'accordo e chi è contrario per il la nuova legge per quanto riguarda il Senato. Ci sono 210 favorevoli e 101 contrari, quindi praticamente è una battaglia persa. Monica Guerzoni, che ha fatto l'articolo, nel grafico mette Lega Nord con i suoi 15 senatori fra i favorevoli alla nuova legge sul Senato. E poi ancora Di Maio vede Grillo, ora il movimento alza il tiro, il vicepresidente della Camera e i suoi: faremo esplodere il patto del Nazareno. In effetti sembra che l'obiettivo di Grillo sia far saltare il patto l'obiettivo principale sia di far saltare il patto fra Renzi e Berlusconi. Il sostegno del governo dei 5 Stelle: vai di nuovo tu all'incontro, la prima volta sei stato bravo.
E andiamo avanti, vediamo l'ultima chiamata di Berlusconi ai dissidenti, anche qui grande caos all'interno di Forza Italia, molti dissidenti, in prima linea Fitto, fonti della Cassazione, sentenza finale su Ruby tra un anno, ai servizi sociali finiti, e quindi altri si stanno paventando altri guai per Berlusconi, se ben diluiti nell'arco di un anno, staremo a vedere cosa succede. E poi ancora il dibattito, il fondatore di Italia Unica a Milano per presentare il suo libro manifesto, e dall'Unione Europea pretendiamo investimento. Passera chiede al governo più coraggio. Passera è quel signore che era ministro nel governo Monti e che adesso ha fatto una sua associazione, che poi magari un domani diventerà partito, si presenterà a qualche elezione e dice che appunto pretende più investimenti dall'Unione Europea. È un modo per riaffacciarsi alla politica e far parlare di sé, senz'altro. Poi abbiamo Galan malato, slita il voto sull'arresto, voglio esserci quando decideranno. L'ex governatore è ricoverato da sabato in cardiologia a Este. La presidenza della Camera, su sollecitazione dei legali, ha concesso un rinvio di 2 giorni, quindi giovedì si dovrebbe discutere alla Camera se concedere se passerà il voto sull'arresto di Galan oppure no, sulla possibilità poi dell'arresto. Non è una cosa immediata, immagino. Poi c'è una notizia curiosa che poi viene ripresa da altri giornali: Santanchè sogna l'unità per sfidare il PD da sinistra. Santanchè, che un po' strano, adesso si pensa di essere a sinistra. Francamente questa è la mia personale opinione, ma chi capisce questa signora? La deputata di Forza Italia ha un piano per rilevare la testata fondata da Gramsci, con lei anche la giornalista Paola Ferrari. Paola Ferrari è conduttrice volto storico della Domenica Sportiva, ha iniziato, mi ricordo, a Tele Lombardia, e poi è andata a far carriera ovviamente in Rai. Dico ovviamente in senso positivo, non polemico. Non mi permetto di giudicare la carriera di una giornalista sportiva che il suo lo fa. E poi andiamo agli esteri. Gaza, pista egiziana per negoziare il cessate il fuoco. Israele esamina oggi la proposta di tregua. La sfida dal cielo di Hamas, ma il drone è abbattuto in volo. Dietro il programma ricerche in loco e materiale dall'Iran. Hamas quindi è appoggiato, si vede da questi, si capisce da questo articolo di Guido Olimpio, che l'Iran appoggia Hamas e fornisce ricerca e armi. E poi ancora Hollande dice non importeremo il conflitto, l'allarme del presidente francese dopo l'assalto a 2 sinagoghe. Una manifestazione filopalestinese nella capitale sfocia nella violenza, vietato un corteo a Nizza. E poi il disagio che cresce nella comunità ebraica, informazione distorta, il caso delle foto manipolate in rete. Domenica il Consiglio del UCE si è riunito e ha discusso a lungo. Il mondo ebraico è variegato e complesso, il confronto di opinioni è talvolta aspro. E ci sono delle foto raccapriccianti di Gaza, di Baghdad soprattutto. E poi la Danimarca, il ponte per cacciare i mendicanti, ma la vicina Svezia insorge, siete cinici ed egoisti. A Copenaghen i mendicanti sarebbero 200, forse 400. Gli accattoni stranieri sono apparsi dopo l'allentamento di Schengen. Poi una notizia così delle chiese anglicane, una svolta storica, via libera ai vescovi donna. Già entro Natale la prima diocesi al femminile. E poi ancora notizie allarmanti, sembra dalle cronache del Corriere della Sera: i poveri in Italia sono raddoppiati in 4 anni, l'Istat oggi sono oltre 6 milioni. E poi c'è la mappa: in Italia, in Lombardia il 6,4, in Val d'Aosta il 7,1, in Piemonte il 5,7, in Trentino Alto Adige il 4,3,
in Friuli il 6,2 e in Veneto il 6,6. Vediamo le regioni meridionali. In Sardegna il 24,8, quindi confrontiamo un attimo il 24,8 in Sardegna, il 6,4 in Lombardia, il 32,5 in Sicilia, prendiamo il Piemonte, il 5,7 in Piemonte, il 32,4 in Calabria e il 6,6 in Veneto. Insomma, le regioni meridionali sono le più disastrate e si capisce adesso, si capisce meglio, si capirà, mi auguro, meglio nei prossimi mesi, perché il Sud comincia a ribellarsi, perché al Sud c'è tanta voglia di Lega Nord. Poi ancora vediamo il ritorno a galla, i primi 30 metri al largo, la Concordia si prepara per l'ultimo viaggio, brivido per una torsione della nave, la Costa, crociera, stiamo dando 1 miliardo al PIL italiano. Sì, ma se non ci fosse stato il disastro sarebbe stato meglio per tutti noi. Ecco, e lasciamo qua il Corriere della Sera per passare al giornale. Come di solito faccio di domenica, alterno un giornale di sinistra e un giornale di destra, o cosiddetto di sinistra e cosiddetto di destra, non me ne vogliano gli editori, insomma. La burocrazia uccide la speranza dei malati, scartoffie letali, si chiude la sperimentazione della cura che blocca le metastasi, l'iter scientifico non ammette pietà. E poi c'è una notizia curiosa che io la leggo per dovere, ecco. Un acquarello inedito riapre il dibattito sulle dubbie doti artistiche del Führer, e se Hitler valesse un Van Gogh, e c'è un acquarello che riporta delle case, eccetera. Gioventù tra i pennelli, l'opera inedita di Hitler. È una notizia che non sembra così importante, ma il giornale lo mette in prima pagina. E poi c'è l'Expo, Maroni indagato col trucco, il governatore nel mirino per 2 raccomandazioni, manovra per incastrarlo su Finmeccanica. E qui probabilmente la sinistra non si rassegna a avere in Regione Lombardia un governatore di sinistra che sta lavorando non bene ma molto bene. È chiaro che adesso ci sono gli avvisi di garanzia che arrivano. Fra le altre cose, appena l'ho saputo, ho detto certo, dopo le dimissioni di Vasco Erragni evidentemente dovevano colpire qualcuno non in sintonia con loro signori. Hanno colpito il governatore che meglio sta facendo in Italia, ovvero Roberto Maroni. E De Magistris invece, questo è importante, il sindaco di Napoli sposa 2 gay, ma dimentica il ragazzo morto, perché i gay adesso sono, come dire, sembra che contino molto, così ci dicono, così ci raccontano, e evidentemente De Magistris si è subito adeguato, come del resto si sono adeguati chi governa Milano, il nostro sindaco e i suoi assessori, con le performance sadomasochiste anche. Nuovo Senato, inizia il voto, ma con l'incognita dei tempi. A pagina 2 del Giornale, Palazzo Madama ha bocciato le pregiudiziali di Movimento 5 Stelle e SEL, che però si preparano all'ostruzionismo. I dissidenti PD non mollano, anche la Lega minaccia di opporsi. E poi la Santanchè è pronta a comprare l'unità. Ha presentato l'offerta di acquisto con Paola Ferrari, nuora di De Benedetti. Il comitato di redazione si oppone, ma l'azionista Mian dice è in gamba. Beh, insomma, un giornale di sinistra, l'unità fondata da Gramsci, acquistata da una signora di destra, è quantomeno curioso. Parlo da Daniela Santanchè, non so che preferenze politiche ha la Paola Ferrari, per cui non dico questo, ma la Santanchè evidentemente non è affine alla sinistra. Sarebbe molto curioso comunque avere una proprietà Santanchè e dintorni all'unità, ma non penso che i giornalisti l'hanno già fatto sapere, il comitato di redazione, che l'hanno presa molto bene. Il cammino delle riforme, i protagonisti, Berlusconi isola la fronda, oggi riunione chiave su riforme Italicum,
Nel pomeriggio il vertice con deputati e senatori di Forza Italia. Il patto del Nazareno non si tocca, dice Berlusconi, fastidio dopo la lettera di Fitto. E qualcuno ieri aveva avanzato l'ipotesi che la lettera di Fitto fosse stata come dire, addirittura scritta o comunque suggerita da Berlusconi. Oggi sul giornale dicono che Berlusconi è seccato, insomma, è l'articolo, il retroscena di Adalberto Signore. Hanno detto Giovanni Totti, Forza Italia non si tira indietro, il paese ha bisogno di cambiare. Queste sono belle parole d'ordine, da 30 anni che sento queste cose qua. Poi c'è Anna Finocchiaro del PD, il testo che arriva in aula è frutto del lavoro parlamentare, e soprattutto degli accordi nei corridoi. Poi c'è Massimiliano Fedriga della Lega, ringraziamo Calderoli, ma il nuovo Senato va modificato. In effetti Calderoli ha cercato di metterci una pezza su quanto avevano deciso e comunque disegnato il duo Berlusconi e Renzi. Ha cercato di trovare delle mediazioni possibili, degli aggiustamenti, e invece è da vedere, insomma, come uscirà poi, quale testo uscirà dal Senato, se un testo uscirà in tempi brevi. E poi c'è Loredana De Pretis del SEL, si eviti di forzare i tempi di dibattito della riforma costituzionale. Il SEL, come abbiamo visto, vuole allungare i tempi, fare ostruzionismo. Però Renzi non vuole trappole e affronta i dissidenti. La partita doppia del Premier, stasera riunisce i parlamentari PD, poi tocca ai grillini. Il Premier Matteo Renzi segue l'iter delle riforme in aula, non si allontana dall'aula, non parla in inglese perché gli viene proprio male, e in questo momento rimane più italiano, rimane più possibile lì dove c'è il grande dibattito. Poi c'è l'assalto giudiziario, secondo il giornale, processo Ruby a tempo record sul Cavaliere, sentenza già venerdì. Domani la ringa della difesa di Berlusconi, poi la decisione, oggi in aula l'appello contro Minetti Mora Fede, ma è pronto il rinvio all'autunno, e come al solito si rinvia tutto in questo paese. Insomma, però per i poveri cristi le tasse non si rinviano, le cartelle Equitalia arrivano sempre senza rinvio, questo è quanto ci offre il paese guidato da Renzi e compagni anche non, perché c'è anche l'NCL, no, l'NCD, CL è un'altra cosa, sono quelli che comandano nell'NCD, giusto? I PM indagano Maroni su Expo per incastrarlo su Finmeccanica, il governatore della Lombardia accusato di concussione per delle raccomandazioni, ma il vero obiettivo delle toghe sono le presunte mazzette incassate dal Carroccio, e siamo sempre lì, non riescono a dimostrare niente e ciclicamente vengono fuori con queste cose qua. Ricordo l'affaire Boni, 2 anni sulla graticola, e poi il PM, quello che PM vuol dire pubblico ministero, l'accusa disse per Boni, ma non ho trovato le prove. Ecco, dopo 2 anni non ho trovato le prove, e qua si va avanti, no? Per cercare di massacrare ovviamente l'opposizione. Supercommissario Cantone, nessuna incidenza sull'evento internazionale. E poi il PM chiede 2 anni e mezzo per il fratello di Errani, il caso che ha coinvolto l'ex presidente dell'Emilia Romagna, che si è dovuto dimettere. E però anche lì Matteo Renzi dice: noi siamo garantisti, e fino al terzo grado di giudizio, cioè fino alla Cassazione, noi non possiamo dire che Vasco Errani è colpevole, però per gli altri questo non vale. E andiamo alla pubblicità, tanto per calmarci un attimino.
La dentiera ti dà problemi? Con Pentadent potrai passare in breve tempo dalla dentiera alla protesi fissa. Negli ambulatori Pentadent troverai esperienza pluriennale ai massimi livelli, costi accessibili con possibilità di finanziamenti agevolati, sedi distribuite nel territorio per facilitare i controlli periodici. E per i residenti in Lombardia possibilità di usufruire del contributo offerto dal Servizio Sanitario Regionale. Per informazioni chiama l'800 700 860 o vai su pentadent.it. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefim da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefim.com. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia. Da Sargom. Allora, questa è l'auto giusta per voi. 4 ruote motrici, interlimpelle, cerchi in lega, cambio automatico, full option al prezzo assolutamente. Sì, ho capito, ma la Digital Radio ce l'ha. Oggi puoi avere un'auto perfetta anche nel suono con la Digital Radio. Chiedila al tuo concessionario. Muoviti a scoprire tutto su digitalradio.it. La radio oggi ha una marcia in più. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Acquista la tua radio digitale DAB sul sito www.radiopadania.org oppure telefona allo 02 66 234 449. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. A tutti buongiorno dal Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori. Oggi ben soleggiato, cumuli nelle ore più calde sui monti, asciutto, qualche rovescio sulla fascia alpina. Domani al mattino avremo dei passaggi nuvolosi, cumuli sui monti nelle ore più calde, asciutto o isolati rovesci sulla fascia alpina. Temperatura in lieve aumento, caldo via via affuso. Giovedì ben soleggiato, cumuli nelle ore più calde sui monti, probabilmente asciutto su tutta la regione. Temperature senza variazioni o in lieve aumento, a caldo e afa. Tendenza venerdì e sabato soleggiato, caldo e afoso, forse qualche rovescio o temporale sabato sera. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Ed eccoci tornati in diretta per la rassegna stampa. Andrea Ancona ai microfoni di Radio Padania Libera. E vediamo, andiamo avanti con il giornale, i guai di Palazzo Chigi, e Palazzo Chigi è sempre nei guai. L'Alitalia c'è l'accordo con le banche, Ghizzoni, Unicredit conferma l'intesa tra istituti, una parte dei 585 milioni di crediti sarà trasformata in capitale. E vediamo un po' i numeri dell'affare Alitalia. 954 esuberi è il totale degli esuberi in Alitalia, secondo la proposta avanzata l'altro ieri dal ministro Lupi. È 1,25 e in miliardi di euro la cifra che Etihad Airways si impegna a investire in Alitalia entro il 2018. Evidentemente chi caccia il grano vuol comprare possibilmente un'azienda non completamente marcia, quindi ci sono le strategie, i passi da fare per cercare di risanare quanto possibile l'Italia per far sì che la compagnia Etihad Airways investa in Alitalia e la
la porti a più fasti momenti, insomma. Quel che io credo sia importante soprattutto salvaguardare i livelli occupazionali laddove vanno salvaguardati, tagliati laddove vanno tagliati, e soprattutto diminuire le spese, perché il carrozzone all'Italia è pesato sulle tasche degli italiani non pochi in questi decenni. Il giallo sui sindacati, la CGIL accetterebbe il piano in cambio di un contratto nazionale. Vabbè, insomma, vedremo. Questa è una partita aperta molto, molto difficile, molto interessante, molto difficile soprattutto per i lavoratori, non quelli che guadagnano grosse cifre, ma in Alitalia, come in tutte le aziende, c'è chi guadagna tanto, ma c'è chi si guadagna onorevolmente la propria pagnotta e onestamente la propria pagnotta. Sono di quelli che io personalmente e noi un po' tutti di questi siamo preoccupati, insomma. Poi ancora i conti non tornano più sul bonus di 80 euro, Renzi rischia la faccia, la crescita è inferiore al previsto, il pareggio di bilancio si allontana, tra sconto fiscale, esodati e cassa integrazione servono 20 miliardi. Hanno detto, Renato Brunetta dice, Padoan ci spieghi se c'è la possibilità che l'Italia venga commissariata dalla Troica. Poi Vincenzo Gibino, il governo delle tasse e delle chiacchiere ci sta trascinando verso il game over. Poi Mario Baldassarri, l'Italia non ha bisogno di una manovra in autunno, ma di riforme strutturali. E poi c'è il grafico del debito pubblico, nuovo record, dal 2 milioni 034 miliardi di euro a 2 milioni 166,3 miliardi di euro del 2014, quindi debito pubblico in continua crescita. Questo è il grafico che ci mostra il giornale. E poi siamo sull'oro, sempre notizie purtroppo pessimiste e brutte sul giornale. Siamo sull'oro del baratro, un italiano su 10 è povero, ma c'è chi resiste alla crisi. Istat dati shock, 6 milioni di persone sono in condizioni di totale indigenza. Uno studio premia le province virtuose. E guarda un po', Vicenza al top, bene Genova e Milano. E c'è il grafico della povertà che abbiamo illustrato anche prima, che ho illustrato prima e che si ripete qua. Insomma, le regioni più povere, secondo quanto riporta il giornale, sono la Sicilia, la Calabria, la Sardegna. Le regioni con meno poveri sono, qua dice provincia di Bolzano, Reggio Emilia e Toscana. Magari sono le regioni insomma meglio amministrate soprattutto. Poi c'è quell'acquarello inedito, non fa di Hitler un genio, questo è ovvio. E poi ancora Emilia Romagna in campo contro la Corte dei Conti, se le interviste a pagamento costano un rinvio a giudizio, e questo è ancora dopo la bufera che ha travolto l'ormai ex governatore del PD Vasco Errani, irrompe sulla scena della Corte dei Conti, e quindi questo è da leggere, da approfondire, da capire che questi signori qua laddove vanno fanno danni. E poi vediamo un po' se c'è qualche notizia. Vabbè, a parte De Magistris che celebra i gay ma dimentica i morti, prime nozze Omo all'anagrafe, il sindaco c'è, ma snobba le esequie del 14enne ucciso dal crollo. Ieri nel capoluogo un nuovo crollo dal cornicione di un palazzo vicino alla stazione, ma il sindaco De Magistris va alle nozze gay perché questo è importante per la politica, per l'economia e per quanto ne consegue. Poi la Concordia torna a galla, calcia all'ultimo disperso, nave sollevata presso il trasporto a Genova. Oggi si cerca il cameriere indiano, costo dell'operazione 1,5 miliardi.
E lasciamo il giornale per andare su un giornale ovviamente di sinistra, che vediamo come ce la conterà sulle cose, gli avvenimenti che abbiamo illustrato e letto da altri giornali. È il titolo più importante sulla Repubblica: Renzi ai 5 Stelle sull'immunità pronti a cambiare, lettera a Grillo sul Senato, domani primi voti in aula. Ecco il testo sulla responsabilità dei magistrati per i cittadini, cause più facili, dubbi dell'Associazione Nazionale Magistrati. E poi vediamo Expo, avviso di garanzia Maroni, è evidente che è un titolo di prima pagina, perché poi in ottava pagina ci sono invece gli arresti dei governatori o dei politici, dei sindaci di sinistra, magari per mafia, magari per concussione, eccetera, eccetera. Si mette in ottava pagina senza dire di chi si tratta e ancora meno il partito. E Nibali sogna il sogno del tour 16 anni dopo Pantani, sempre prima pagina della Repubblica. Vediamo seconda pagina: il PD sfida il Movimento 5 Stelle, detta i tempi, pronti a rinunciare all'immunità entro il 2014, lo che all'Italicum. Lettera ai 5 Stelle, anche sul premio di maggioranza si può discutere tra giovedì e venerdì, nuovo incontro senza Grillo, che oggi però va al Senato. Ma il Premier avverte: l'intesa Consiglio non si tocca, offro un patto costituente. E poi c'è l'intervista di Maurizio Buccarella, senatore del Movimento 5 Stelle, una replica furbesca, verificheremo le idee di Matteo Renzi, ovviamente. Con questa riforma del Senato il pericolo di una deriva totalitaria diventa concreto, dice Maurizio Buccarella. E andiamo avanti: i magistrati no alla responsabilità diretta, più facile farli causa. Immaginate quanti cittadini che si sentono come dire, che ingiustamente giudicati faranno causa ai magistrati. Non vedo le file. Con la riforma Orlando cade il filtro dell'ammissibilità e aumentano i casi in cui un cittadino può fare ricorso. Certo, ce ne saranno tanti. Rubi, tra un anno la sentenza della Cassazione su Berlusconi. Se la condanna a 7 anni fosse confermata in ultimo grado, si sommerebbe ai 3 di Mediaset, 10 anni da scontare agli arresti. Questo è l'augurio probabilmente che, messa così, che l'articolista fa a Berlusconi, insomma. E poi Unione Europea. Renzi tira dritto, la nostra candidata resta la Mogherini. Il governo considera strumentali le obiezioni dei paesi dell'est Europa, nessuna linea filo Putin. Contro la crisi servono idee nuove, il Premier ingaggia 3 guru economici. Il Premier ingaggia, immagino gratuitamente, perché questi signori lavorano gratuitamente e quindi va bene così. Gratuitamente sono di milioni magari, non lo so, vedremo, ce lo diranno, mi auguro. Unità, muro anti-Santanchè, irricevibile sua proposta, la crisi del giornale, l'offerta d'acquisti della deputata di Forza Italia. E poi le condizioni del presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi, di 93 anni. Il presidente Ciampi respira da solo, ma le sue condizioni restano critiche e ci associamo agli auguri di pronta guarigione, di tornare a condizioni normali di Carlo Azeglio Ciampi, evidentemente. E poi Expo, Maroni indagato, qua ci sono 2 pagine, per le assunzioni di 2 fedelissime. Il PM di Busto Arsizio, dal presidente pressioni su 2 società, la replica, sorpreso ma sereno. E vediamo un po', insomma ci sono le foto di Maroni con la scopa, le foto di Maroni in conferenza stampa, foto di Maroni durante la campagna elettorale, e ricordano il percorso di Roberto Maroni. E poi chiaramente non si poteva non parlare di cerchio magico di Bobo, dal Pirellone a infrastrutture. Ecco come il governatore sistemava le sue
pedine, sistemava. Io rendo noto al signor Alberto Statera che Maroni è ancora un governatore della Lombardia, quindi parlare al passato mi sembra un po' strano. Diciamo che Maroni lavora bene e mette gente competente ai posti che contano e non mette, come abbiamo visto nella sanità, è molto restio a mettere invece delle persone raccomandate dai partiti, ma probabilmente, sicuramente, secondo me, mette delle persone di indubbia professionalità e poi se li conosce, insomma, non mi sembra un grande reato. Pensiamo invece a quanto succede da altre parti, e nei comuni, eccetera, e ce ne faremo una ragione, insomma. Il reato ipotizzato dai magistrati è induzione indebita a dare o promettere utilità. Alle donne niente contratti con la regione per evitare i controlli della Corte dei Conti, sempre dice questo signore, anzi c'è anche Emilio Randaccio che scrive un articolo a sinistra sempre della Repubblica. E poi la carriera di alcuni famigli padani, maroniani non, era già cominciata con Formigoni che delle quote Cencelli aveva rispetto, ma io informo il signore Alberto Statera che delle quote Cencelli hanno rispetto tutti, a partire dal più piccolo consiglio di zona a Milano fino al governo, perché tutto è stato fatto anche nei consigli di zona col manuale Cencelli. Salvini, la moglie di Renzi fa l'insegnante, la mia farà dipendente AS, poi guadagnarsi 10.000 euro al mese e poi ci si attacca tutto, perché se ci sono delle persone, ripeto, competenti da qualunque parte provengano, sono i ben accetti, soprattutto dove ricoprono un ruolo pubblico, pagati ovviamente dai contribuenti. Poi la frenata di Draghi, regole UE già flessibili, Fondo Monetario Internazionale, BCE, acquisti titoli. Non si devono annacquare gli obblighi del patto, euro forte, ripresa a rischio, debito italiano, e questa è la brutta notizia che però è condivisa da tutti, a 2.166 miliardi. E poi l'altra brutta notizia, ovviamente, poveri record, un esercito di 6 milioni, nel 2013 sono aumentati di 1,2 milioni, un quarto in più rispetto all'anno precedente. Ormai sono quasi 1 su 10, la metà nel mezzogiorno. L'indigenza si fa larga anche tra chi ha un reddito operaio e nelle famiglie con 2 figli. Si sta allargando, come si dice, ampliando l'esercito, diciamo, dei poveri, insomma. Coppia con 2 figli minori e spese sotto i 1.500 euro, così si cade nell'indigenza. E vediamo poi la politica internazionale, se ne occupa anche ovviamente Repubblica. L'Egitto dice tregua subito e colloqui, Hamas apre, siamo disponibili, Netanyahu riunisce il suo gabinetto, la mediazione prevede lo stop contemporaneo di raid, omicidi miranti e razzi. Per la prima volta i miliziani lanciano un drone da Gaza, distrutto da un Patriot. I droni sono gli aerei senza pilota. Questo drone sembra sia stato fornito dall'Iran e quindi tutto torna, insomma. Vediamo un po' invece a Castelvolturno, barricate e minacce, Castelvolturno sull'orlo della guerra razziale, tensione dopo gli spari, blocchi stradali di italiani e migranti. Alfano dice siamo accoglienti ma non c'è spazio per tutti, però Ancona dice Alfano continua a prenderli, andare a prendere fuori dalle acque territoriali e portarli in Italia, non c'è spazio per tutto, però li porti, li fai portare qua. Ecco, mettiti d'accordo con te stesso, vedi, di fare il bene dell'Italia e degli italiani, visto che sei il ministro della Repubblica Italiana e non di un'altra Repubblica, ma forse questo lo ignori, caro Angelino. Sia le donne vescovo, la svolta degli anglicani, una giornata storica. 2 anni fa la riforma fu bocciata dal sinodo per il no dei laici, ora maggioranza schiacciante di voti a favore del clero, a favore da clero e fedeli. E poi c'è il cargo militare abbattuto sopra
Lugansk è stato un razzo sparato dalla Russia. Scusate la pronuncia, ma io ovviamente non conosco quei luoghi. E poi c'è la Concordia, l'ora del grande sollievo, signore e signori, è tornata a galla. Noi gli ultimi croceristi, così porteremo via questo fantasma senza timone e motori, dicono quelli che lo stanno trasportando in Liguria. Credo che Repubblica non ci offre niente di meglio e di diverso, e quindi passiamo a Libero. Libero, i partiti, titolo in prima pagina, bellissimo, i partiti sono tutti falliti, conti in rosso, chi perde di più, si sono tagliati i fondi ma non le spese, e a ripianare i buchi saremo noi. Contrappasso Monti, chiede alle banche di sforare sul debito e litiga con Fini per pochi euro. Fini chi? Bah, non so se qualcuno si ricorda ancora di Fini. Poi c'è la Sant'Anché, bella questa vignetta della Sant'Anché con l'intesa il berretto di Che Guevara. Compagni dell'unità, vi salverò io. E poi ancora, come dicevamo prima, ripresa da tutti i giornali, 6 milioni di poveri assoluti, ecco come vivono in Italia oggi. Poi c'è il caso Galan. Galan scrive alla Boldrini, sono in ospedale, slitati il voto sul mio arresto. Poi ancora il caso Ruby, la verità su Ruby la sanno tutti ma nessuno la dice, Berlusconi rischia 10 anni. La figlia di Clinton, guru per stirpe, i discorsi con cui Chelsea guadagna $75.000 a botta. E poi il conflitto che si allarga, israelo-palestinese, razzi dalla Siria, il turista non teme la guerra, boom di viaggi in Israele. Insomma, i partiti sono tutti falliti, seconda pagina di Libero. Ecco i conti in rosso, hanno tagliato i fondi ma non le spese, così nonostante i 63 milioni ricevuti ancora dallo Stato nel 2013, hanno un buco di 66 milioni. Record negativo per Forza Italia, male il PD. Vediamo un po', poi c'è la Sant'Anché che vuole l'unità, la redazione chiede aiuto a Renzi. Come dicevo, sarebbe paradossale, la Sant'Anché proprietaria dell'unità, il giornale fondato da Antonio Gramsci. Presentato un'offerta formale insieme a Paola Ferrari, come abbiamo visto anche da altri giornali. E poi ancora, anche Monti nei guai con le banche. Entro il 30 settembre Scelta Civica dovrà saldare un debito residuo di 2,4 milioni di euro a Unicredit, ma il movimento non li ha e ha dovuto chiedere all'istituto una rimodulazione del piano di rimborso. E poi ancora Bondi ha dato al prof 100.000 euro. Vabbè, questi sono i finanziamenti. Poi trattative in corso. Fini li vende i mobili, ma litigano sul prezzo. Queste sono delle notizie veramente da mettere in terza pagina di Libero, dei mobili di Fini e di Monti, insomma. Difendere i Notav ci costa 10 milioni, pagina 5. Questa è una notizia forse sicuramente più interessanti per gli ascoltatori. L'alta velocità peserà sulle tasche dei contribuenti più del previsto per tenere a bada i contestatori che vogliono distruggere tutto. Non so se sono stato chiaro, praticamente le proteste Notav ci costano, aumentano il costo ovviamente della TAV. È una cosa paradossale, ma è così. E le condizioni in cui sono trattate le forze dell'ordine sono inaccettabili per un paese civile. Poi ancora, neanche una mensa dove mangiare, in Val di Susa viviamo peggio dei Rom, così lo Stato nega dignità ai poliziotti. E poi c'è Beppe Grillo che è andato lì a fare casino a Chiomonte, e c'è Beppe Grillo, lo scrittore Henry De Luca, e poi una manifestante provoca le forze dell'ordine nella terza foto cercando di baciare oltre il casco un poliziotto.
Pietà per Galan, si vota dopodomani. L'ex governatore chiede tempo fino a dopo l'estate per ristabilirsi, ma la votazione sul suo arresto è in calendario per giovedì. Galan in una lettera dice: sono in ospedale, rimandate il voto su di me. E poi ovviamente la notizia che viene data da tutti i giornali, Maroni indagato per 2 assunzioni Expo, lui persone di provata esperienza. Insomma, come si diceva prima, se una persona è brava, che sia parente, figlia, nipote o amica, poco importa. Abbiamo bisogno di persone comunque competenti e non degli incompetenti, come ad esempio certi assunti dal nostro sindaco di Milano Pisapia soltanto perché è amico, o soprattutto perché è amico, o anche perché è amico. Scegliete voi, io sono neutrale, riporto le notizie così come sono. Amici di Pisapia, conoscenti di Pisapia, con dei lauti contratti di collaborazione a Milano, e a Milano poi si aumentano le tasse ovviamente locali per compensare, e poi dicono ma la colpa è del governo. Sì, la colpa è del governo che ha una maggioranza analoga a quella che hai tu in consiglio comunale, o quasi. Poi la verità su Ruby la sanno tutti e non vale 10 anni. Già la condanna nel processo Rubacori salterebbe, con la condanna nel processo Rubacori salterebbe l'indulto sulla frode fiscale, un totale 1 decennio di galera, una follia, dice Libero. E poi rimborsi gonfiati, 4 condanne. I consiglieri del Piemonte si erano comprati con soldi pubblici anche i formaggi, ecco, e fra le altre cose indagati anche, tanto perché si sappia, consiglieri del PD, di Forza Italia, e qua velocemente non vedo nessuno della Lega, tranne per le famigerate mutande verdi di Cotta, non come se Cotta avesse avuto bisogno di 10 euro per le mutande, ma anche lì chiaramente c'è stato il disegno di smantellare un'amministrazione che funzionava, e quando è così veramente diventa grave per un paese, secondo me. Riforme in aula e subito slittano. Palazzo Madama sperava di esaminare la questione in pochi giorni. Per rispettare i tempi servirà un'accelerazione della presidenza. E poi c'è tutto il, come dire, i grafici senza scorporo, con scorporo, con consultellum, con l'italicum, col mattarellum, cose che da approfondire evidentemente per capire meglio, ma tanto comunque decideranno loro signori, no? Se non hanno già deciso, anzi Renzi ha detto abbiamo già deciso con Berlusconi, quindi non rompete le scatole, insomma. Silvio sfida i suoi parlamentari, perché d'altra parte ovviamente Berlusconi dice la cosa analoga. Devono dirmi di no in faccia i parlamentari, dice Silvio Berlusconi, mentre scoppia una polemica con Verdini. Sulle riforme resta alta la tensione, soprattutto con i seguaci di Fitto. Il cavaliere è infuriato, ma è riuscito a contenere i ribelli in vista del vertice di oggi ed è pronto ad attaccare il governo sulle tasse. Ecco, per un po' di fumo negli occhi non fa male, no? Dico, io accetto addirittura una riforma elettorale che insomma lascia a desiderare, però sulle tasse io ti attacco. E poi Renzi apre i grillini, ma è solo per finta, questo pensa l'articolista Elisa Calessi di Libero. Non possiamo terremotare tutto, dice Renzi, quindi io ti do ascolto, però insomma con le pinze, perché non mi convinci molto. E poi Asse Trattosi, la fedelissima di Fitto, per chiedere le primarie. E purtroppo la notizia, appunto, riportati dai giornali, nuovo record per il debito, ora i conti tornano a rischio, superata quota 2.166 miliardi, il governo smentisce ma studia una manovra. Intanto rispunta l'anatocismo bancario, pagheremo gli interessi sugli interessi. Sapete, l'anatocismo bancario è quando hai un debito di 100, con gli interessi diventa 110, l'anno dopo dovrebbe essere 100 più di nuovo gli interessi, e invece
ti fanno pagare 110 più l'interesse. Questo è l'anatocismo che è tornato, prima l'avevano, diciamo, era reato, adesso sembra che vogliano depenalizzare come reato, quindi le banche potranno fare quel che vogliamo e noi facciamo quel che vogliamo e andiamo in pubblicità. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 1... Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Ed eccoci tornati in diretta per l'ultima mezz'ora di rassegna stampa, in studio Andrea Ancona. Prima stavamo parlando dell'anatocismo, cioè gli interessi, sugli interessi che le banche mettono. Ovviamente era reato e molte banche stavano subendo giustamente le cause di molti correntisti e ovviamente vincevano i correntisti le cause, quindi i correntisti venivano, chi faceva causa venivano rimborsati. Invece sembra che vogliono togliere, che l'anatocismo è giusto, buono, legittimo, e quindi andiamo così avanti così a essere tartassati dalle banche. Vediamo un po' di cifre invece sulla povertà, la povertà che aumenta in Italia. Nel 2013 c'erano 1.725.000 famiglie povere, nel 2014 2.028.000 persone povere, nel 2013 4.814 persone povere, nel 2014 6.020.000 persone povere. Ecco, in percentuale nel 2013 erano il 6,8%, nel 2014 7,9%. Le persone povere nel 2013 erano l'8%, nel 2014 9,9%. E allora mi chiedo, ma i governi hanno lavorato bene? A voi la non ardua sentenza. E poi c'è una notizia molto interessante in negativo ovviamente. Ideona Marino è il sindaco di Roma, vuole alzare le tasse ai turisti.
il sindaco dice passiamo da 7 a 10 euro. Ecco, per la cronaca, lo dico nella mia funzione di consigliere di zona 3, di capogruppo della Lega Nord, la sinistra ci ha detto che era intenzione, sembrerebbe sia intenzione del Consiglio Comunale alzare il prezzo dei biglietti degli autobus a Milano durante l'Expo per far pagare i turisti. Dobbiamo approfittare, spremere i turisti più che si può e quelli che vengono qua per l'Expo. Queste sono le lungimiranti idee, le ottime idee dell'amministrazione Pisapia. Lo dico in anteprima, no? Perché poi qualcuno dirà ma non è vero, ma sono tutte fantasie. Vedremo se sono fantasie. Comunque questo ci hanno detto, poi hanno detto che erano battute, che non ci credono neanche loro, intanto l'hanno detto. Assedio a Israele, droni da Gaza, missili da Siria e Libano, rischio di allargamento del conflitto, Washington dice no all'intervento di terra ma dà via libera ai raid aerei. E poi ancora, il turista non teme Hamas, boom di viaggi in Terra Santa, 1 milione di visitatori da gennaio, cancellazione alla media, nessun allarme dalla Farnesina, ma se la guerra continua, puntini, puntini. Insomma, non credo che il Libero ci dia qualche altra notizia che non abbiamo visto da altri giornali. Comunque vediamo ancora un paio di notizie. Rivolta di migranti in Campania, 1000 volte peggio di Lampedusa, 2 stranieri feriti da italiani dopo una lite ed esplode la rabbia, 200 africani mettono a ferro e a fuoco il paese, gli abitanti impossibile convivere. Alfano dice deve esserci un limite all'accoglienza, il limite è quando la smetterai di andare a prenderli. E poi ancora i comuni pugliesi invasi da Equitalia, 120.000 cartelle. Vediamo altre notizie, il Vaticano ancora contro Scalfari, Messori dice c'è da pregare per lui, Repubblica scrive che il Papa è pronto a rivedere il celibato dei preti, ma nel resoconto del fondatore di Repubblica ci sono errori storici e incongruenze dottrinali. Lo scrittore cattolico dice l'astensione del matrimonio risale alle origini. Vediamo, poi c'è sempre la Costa Concordia, il relitto torna a galleggiare, ma il governatore Rossi dà forfait e litiga col governo sui soldi. Poi un bambino prende i sedativi di mamma, purtroppo muore bimbo di 5 anni e questo è successo. Vediamo di altre notizie, un giornale che la Santanchè, il giornale della Santanchè forse diventerà l'Unità. Renzi scopre le carte di Grillo. Riforme sia all'incontro tra giovedì e venerdì. Apertura sull'immunità e il premio di maggioranza, ma tutto il percorso va chiuso entro il 2015. Senato bocciate le pregiudiziali di costituzionalità. E poi anche per l'Unità, notizia importante che il Concordia torni a galla. Io speravo che fosse l'Italia a tornare a galla, ma non succede. Il relitto staccato dal fondale, spostato di 30 metri, che grande sforzo, entro lunedì l'ultimo viaggio a Genova, dove la nave verrà smantellata. Scontro tra il presidente della Toscana Rossi e il ministro Galletti. Oggi Juncker, le elezioni tensioni su Mogherini a Strasburgo, il voto per il nuovo presidente della Commissione. Renzi propone la Mogherini, invece sembra che sarà eletto Juncker. Da alcuni governi dell'Est critica la candidatura italiana, troppo vicina alla Russia. Allora, e poi ancora l'Expo, indagato anche Maroni. Il governatore avrebbe sollecitato 2 assunzioni. La replica: sono sereno. Ecco, ad esempio, questo titolo, il governatore avrebbe, quindi il condizionale secondo l'accusa e non un dato di fatto come magari altri giornali riportano.
E poi una via di Staino: i grillini hanno scoperto il tira e molla, dice un signore, la signora risponde: vogliono farci ripiangere il vaffa. Prima erano così espliciti, vaffa a tutto il mondo, a tutto il governo, a tutti i governi, a destra, a sinistra, sotto e sopra. Oggi vogliono trattare. Insomma, forse sono accorti che a dire sempre no magari non si costruisce un bel niente. Renzi vede le carte di Grillo e rilancia riforme in un anno. Ma Grillo, ma Renzi non doveva fare le riforme ogni mese una riforma, ogni mese una riforma. Però adesso si è preso 1000 giorni, 3 anni. Insomma, ma cambiano idea così facilmente quando vanno al governo questi signori. Giovedì o venerdì l'incontro in streaming per il PD. Bene il sì al ballottaggio e nessuna chiusura sull'immunità. E premio alla lista. La distanza è sull'elezione indiretta dei senatori. Poi la notizia che Ciampi, il presidente emerito, sta meglio, Ciampi respira da solo, ma la situazione è critica. E ancora i leader del Movimento 5 Stelle a Roma, studia la lettera e prepara lo show. In effetti ogni volta che c'è Grillo in televisione, in streaming da qualche parte, più che di contenuti, tutti quanti si focalizzano sulla forma, la forma perché i contenuti non ci sono probabilmente, mi viene da dire. Fitto e non solo, la sfida Berlusconi e i ribelli di Forza Italia. Oggi a riunione dei gruppi parlamentari i frondisti vogliono contarsi, una ventina di senatori potrebbe uscire dall'aula. Galan ricoverato, slitta giovedì il voto sul suo arresto. Poi Italicum, Alfano annuncia battaglia, il ministro vuole le preferenze, lancia un messaggio sia all'alleato Renzi che a Forza Italia. Indirettamente gli risponde Gasparri: l'accordo del Nazareno si prende tutto intero, legge elettorale inclusa. E poi c'è la notizia di Maroni indagato per la pressione sui contratti, avviso di garanzia da parte della procura di Busso Arsizio per il governatore della Lombardia, che dice: sono assolutamente sereno ma anche sorpreso. Gaetano Quagliariello in intervista: capolista nominati, gli altri sono con preferenza, secondo la sua idea di legge elettorale, insomma, e la mediazione con cui lavorare proposta dal coordinatore NCD Quagliariello. Dopo il sì del Parlamento noi chiederemo di fare in ogni caso il referendum, cioè fai una legge, poi fai spendere i soldi agli italiani per farti abrogare la legge. Non capisco cosa vuole questo signor Gaetano Quagliariello, ma dell'NCD poi, cioè di chi sta al governo con Renzi. Strasburgo vota, il giorno di Juncker, abbiamo detto prima, nomina del lussemburghese alla presidenza della commissione all'esame dell'Europarlamento, ampia maggioranza sulla carta, stamattina la decisione finale del PSE, domani gli altri vertici UE. Hollande dice: taglierò le tasse a centinaia di migliaia di famiglie. Insomma, questo per i francesi è una buona notizia, sempre che si concretizzi. Ma vabbè, con l'Unità abbiamo finito, perché è un giornale anche abbastanza difficile da leggere, un po' pesantuccio, almeno per quanto mi riguarda, anche con la grafica. La Merkel vince e lascia, tornano a girare le voci su una possibile uscita di scena della cancelliera, vuol chiudere alla grande, intenzione già espressa, ma il governo nega. E poi c'è un italiano in fuga, non una fuga di cervello, una fuga sul Tour de France. Vincenzo Nibali, riconosciuta la maglia gialla, riconquista la maglia gialla al Tour de France, che gli era scappata per un giorno, ma ieri l'ha riconquistato con una tappa veramente grande. E poi consulenze Expo, avviso di garanzia al governatore Maroni. E poi al Bel René le mutande costano la semilibertà. Vedete com'è furbo questo titolo: da parte mette l'avviso di garanzia Maroni e poi dice però a quell'altro per un paio di mutande è costato la semilibertà.
Milano via i benefici per l'accusa di furto. E vabbè, noi abbiamo probabilmente i giornalisti che ci meritiamo, insomma. Ha vinto tutto la Merkel, pensa di ritirarsi. Angela è tentata dalla pensione. Calcio e politica, con la cancelliera Tedeschi al top in ogni settore. E poi c'è un po' di gente qua che dice che i tedeschi sono i migliori, i tedeschi non sanno far tutto meglio, però una marcia in più perché sono molto precisi, dice Giovanni Ferrari, bancario di 54 anni. Poi Francesco, queste sono le notizie del giornale, incredibile. Francesco Canu, infermiere di 57 anni, insomma non credo nelle attività imprenditoriali creative, noi siamo i migliori. E vabbè, lasciamo questa pagina che nulla da aggiungere o da togliere a quello che abbiamo già detto, e credo che sia anche il caso di lasciare anche Il Giorno. Il Fatto Quotidiano, che è un giornale più originale, invece magari ci dice qualcosa di diverso. Il Senato si suicida, è il titolo. Palazzo Madama, la riforma arriva in aula super blindata, imbarazzo di Grasso al vertice di un'assemblea in via di estinzione. Sembra un capotreno di un treno in corsa. Il voto finale la settimana prossima. Renzi dice: vedrò i 5 Stelle, ma il patto con Berlusconi non si tocca. Il Premier studia sui dossier di Verdini. E poi c'è il senatore decano Zavoli che dice: una legge spaventosa, ma siamo tutti sotto ricatto. C'è della verità in questa paura. Se questo governo cade è la barbarie e io non sto bene, non do il meglio, dovrei operarmi, dice Zavoli. E Rodotà invece dice: non vogliono i controlli. Vabbè, insomma. Poi c'è il ministro della sanità e le mazzette sui vaccini. Vediamo un po' questa notizia. Ceppi di virus importati per poi lucrare sulle cure e irregolarità per la produzione di farmaci impegnati contro la lingua blu e l'infezione aviaria. In 41 rischiano di andare a giudizio. Lorenzin chiede ai magistrati le carte sui collaboratori infedeli. Questo è quanto titola il Fatto Quotidiano in prima pagina. E poi ancora i capponi di Matteo meditano vendetta sull'Italicum. In effetti, come si dice, nessun cappone festeggia il Natale, quindi come pensano che siano felici i senatori di votare una legge che trasforma completamente il Senato. Dissidenti rassegnati dalla prima sconfitta. Mineo sarcastico: se il Premier dura 1000 giorni abbiamo l'indennità per altri 3 anni. I grillini contro la dittatura. E in effetti Mineo, spiego questa cosa qua, magari è sfuggita a qualcuno. Mineo è il senatore del PD, ex giornalista, che a me non piaceva, dico la sincera verità, perché è sempre stato un filo i suoi capi, cioè non è mai stato critico adesso quando ovviamente quando sembra che li chiudano il Senato, ma io so che non è proprio così, caro Mineo. Magari tu hai una battuta, ma so che si può comunque andare al voto solamente con uno dei 2 rami del Parlamento, si può votare anche soltanto la Camera o anche solo il Senato. Quindi se passa una riforma elettorale di questo tipo, non c'è bisogno che il Premier non duri, c'è soltanto bisogno che i senatori si dimettano, si arriva a votare al Senato, a votare o a dare corpo alla legge elettorale del Senato. La tua è una battuta, ma forse fuori luogo, la puoi anche pagare, perché il signor Renzi un pochino vendicativo è. E poi c'è Sergio Zavoli, abbiamo letto prima, è un disastro questa riforma del Senato, ma io sono stanco e malato. Stiamo approvando una riforma spaventosa, dice Sergio Zavoli. Siamo sotto ricatto. Io alle primarie votai Cooperlo, è scomparso. Cosa è diventato il partito? Punto di domanda. Non oso immaginarlo, questa è la risposta che si dà Sergio Zavoli. Ma Renzi ha già deciso tutto, dice il Fatto Quotidiano.
con Verdini per conto di B. Berlusconi. In Senato si discute fino a domani, a vuoto, peraltro, pensa l'articolista Wanda Marra del Fatto Quotidiano, e il padre del Porcellum, Calderoli, dice: io relatore, come dà la pistola a un serial killer. Poi vediamo un po', la non elettività si vota prima della sentenza Ruby e il rottamatore Renzi, cari Movimento 5 Stelle, incontriamoci anche in streaming per far vedere quanto sono bravo, quanto sono bello e quanto sono concreto. E altre cose non mi pare, abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo studiato tutti i giornali, o più o meno tutti. Andiamo alla Stampa, e anche la Stampa parla di riforme in prima pagina. Renzi detta i tempi, Draghi all'Europarlamento, il patto di stabilità non va anacquato, legge elettorale entro l'anno, il resto, cioè le cose importanti, il lavoro, l'occupazione, la casa, gli imprenditori che si suicidano, il resto, non nel 2015, forse nel 2016, non nel 2016, forse mai. Il Premier apre sull'immunità e dice ai 5 Stelle: incontriamoci giovedì. Poi andiamo a vedere all'interno delle pagine della Stampa, il giornale maggior quotidiano di Torino: galleggia ora la Concordia, si prepara all'ultima traversata. Dopo 30 mesi dal naufragio che costò la vita a 32 persone, la nave riemerge di 2 metri, viene spostata di 30. Questo è un successone. Il capo dell'operazione è andato tutto liscio come l'olio. Bene, un successone. Qualcuno della regione poteva ricordare le vittime, noi c'eravamo, non è una critica, dice Gianluca Galletti, ministro dell'ambiente. Non è una critica però, non è una critica. Noi ci saremo anche quando il ministro, spenti i riflettori, se ne tornerà a Roma, risponde il presidente della regione toscana Enrico Rossi. A Genova i sub, sempre questa operazione Concordia per questo trasporto, i sub sono già all'opera per non so tecnicamente per che cosa, francamente, comunque sono cose tecniche. Per noi è un'opportunità, verranno coinvolte 50 aziende, comunque è un'operazione che si farà. E poi vedremo. Poi è paradossale perché lì, quando è successo il naufragio, tutti gli amministratori locali a gridare: ah, qua si sta rovinando l'immagine. Quando dicono adesso spostiamo il relitto, no, c'era molta gente che veniva qua per vedere il relitto, ci portava turismo, saremmo danneggiati. Questa è la mente umana, no? E la doppiezza soprattutto. Immunità, il PD sfida 5 Stelle, giovedì nuovo incontro col Movimento 5 Stelle, ma Renzi avverte: Italicum entro il 2014, Senato nel 2015. E poi ancora per Berlusconi, si allontana il verdetto della Cassazione e Berlusconi respira. Su Ruby sentenza definitiva non prima di un anno. E poi vediamo la battaglia sempre al Senato, ma la pattuglia dei franchi tiratori già prepara lo sgambetto in aula. Il relatore Calderoli presenta la riforma in aula e la critica va modificata. Ha detto Calderoli: c'è voluto del coraggio a nominarmi relatore di maggioranza, è come dare una pistola carica a un serial killer e sperare che non faccia una strage. Il testo del governo prevedeva 21 senatori nominati dal Quirinale. È una barzelletta, vorrei sapere chi ha scritto questa sciocchezza. E poi c'è la foto di Roberto Calderoli molto perplesso, che è il relatore della riforma costituzionale, e Maria Elena Boschi, ministro delle riforme. Ieri Calderoli ha indirettamente criticato il lavoro dell'esponente del Partito Democratico, però lo fanno relatore. E sono queste le stranezze che comunque il popolo non capisce. No, queste cose qua che strane, insomma, ecco. Poi andiamo all'interno sempre della Stampa. All'Italia
fatto l'accordo con le banche, dagli istituti il via libera alla rinegoziazione del debito, si tratta d'oltranza sul nodo del contratto. Da Etihad dubbi sugli esuberi, più costi vanno recuperati. Abu Dhabi, a fronte dei 600 salvataggi, è necessaria una stretta ulteriore. E c'è la foto di James Hogan, 53 anni, numero 1 di Etihad. Poi andiamo avanti e ci avviamo alla chiusura della rassegna stampa odierna. Pressing dell'Egitto, tregua più vicina, mediazione di al-Sisi, proposto un cessate il fuoco da oggi, Kerry arriva al Cairo, Mogherini a Tel Aviv, gli islamisti sono disposti a trattare ma chiedono la riapertura dei valichi e la liberazione di 59 detenuti. Vabbè, questa è una faccenda complicata che dura ormai queste guerre continue durano da secoli, insomma. E lasciamo la stampa e diamo un'occhiata, così arriviamo alla conclusione dell'Avvenire. L'Avvenire che non ama molto la Lega, ma leggiamo anche cosa ci dicono questi signori qua. Parlano di fabbrica di poveri. Nell'Italia del 2013 100.000 in più ogni mese, emergenza minori, le associazioni agire presto. L'Istat fotografa un paese sempre più in affanno, 10 milioni di indigenti, 6 milioni mancano di beni e servizi per una vita dignitosa. Questo è il titolo in prima pagina. Poi ci sono i palestinesi in fuga e spuntano i droni di Hamas. Specifico forniti, sembra, dai giornali, ovviamente dall'Iran. Riforme, immunità, Renzi pronto a discutere con il Movimento 5 Stelle. Poi stranamente in terza pagina l'Avvenire parla di calcio. Lezione tedesca sul campo, vincitore vinci del mondiale, Brasile promosso solo per l'organizzazione, male l'Italia. Non ce ne eravamo accorti che è andata male l'Italia, ce lo deve dire l'Avvenire. Ma guarda. Vediamo se dicono qualcosa dei vescovi donna. No, qua parlano ancora di Gaza allo stremo, purtroppo 184 morti, spuntano i droni di Hamas. L'Egitto propone cessate il fuoco dalle 6 di oggi. Prime incursioni di terra, razzi anche sul Golan, 3 sms ebrei a giudizio per l'omicidio del ragazzino palestinese. Arrestati 5 militanti connessi con l'uccisione dei 3 israeliani. E l'accorato appello del Papa, preghiamo con insistenza per la pace in Terra Santa. Ecco, ma sarebbe bello che oltre agli accorati appelli ci fossero anche delle azioni, come dire, decisive per arrivare a non soltanto un cessato il fuoco, ma una pace e una negoziazione vera, una pace duratura lì in Medio Oriente. Questa è la cosa importante, pace con giustizia, diceva qualcuno, ed è tremendamente vero. E poi ma io credo che l'Avvenire non ci fornisca niente di nuovo. Il Manifesto, gli diamo un'occhiata nel minuto che ci separa, che manca alla pubblicità. Il Senato di Sua Maestà alla prova dell'aula, molto critica, si vede il titolo. Poi c'è l'esodo, migliaia di palestinesi in fuga dai bombardamenti, esodo verso l'Egitto, ma il confine apre a singhiozzo, nuovi raid, oltre 170 le vittime, la maggior parte civili. Israele non prevede tregua, la Lega Araba chiede protezione internazionale per Gaza. E poi c'è anche la vicenda all'Italia, oggi Etihad sbarca a Roma, ma la CGIL resta critica. Poi anche lì la notizia dei nuovi 1.200.000 nuovi indigenti, e raid contro gli emigrati, ma non è proprio così. A Castelvolturno è stato non è un raid contro gli emigrati, ma è stato, diciamo così, banalmente o meno, comunque uno scazzo fra immigrati e chi l'immigrazione in questo modo non riesce più a sopportarla. Come si dice, l'immigrazione abbiamo passato
come piace dire a sinistra, le soglie dell'immigrazione sostenibile, ormai non si riesce a sostenere più. E il nuovo Senato di Sua Maestà, la relatrice Finocchiaro parla di un testo figlio del parlamentarismo, ma scritto a Palazzo Chigi. I ribelli democratici chiedono rispetto, i paletti di Calderoli, Movimento 5 Stelle battaglia ai limiti della resistenza fisica. E poi Berlusconi duro, ma i frondisti tengono. E se la prima riforma fosse l'ultima? Chiedono, non so, chi se lo chiede qua. Comunque c'è il Premier, per tornare al PD, pronto a cacciare i suoi ribelli. Poi c'è Galan ricoverato, slita il voto della Camera sull'arresto. E poi regista, come siamo messi? Devo salutarvi, allora io auguro a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori una buona giornata, una serena giornata, sperando di risentirci domenica prossima e di dare notizie migliori sicuramente. Io saluto dicendo che ho voluto dare notizia sull'avviso di garanzia a Roberto Maroni, perché non ci piace che qualcuno dice che andiamo a occultare le notizie che ci riguardano e mettiamo il dito, invece puntiamo il dito sugli altri. Radio Padania, una radio libera, una radio senza filtri né censure, una radio che dice che quello che le altre radio non vi dicono, le altre radio, gli altri giornali fanno disinformazioni, noi a Radio Padania facciamo controinformazione. Andrea ancora vi saluto e vi auguro buona giornata. Sono Giovanna della